Pronto Antonio Conte? Super. Tony, sei ancora col presidente? Spostati per là che ti devo parlare. Sei libero? Sei solo? Allora, Antonio, benvenuto a Napoli. Andò, veramente noi aspettavamo solo a te. Dopo tutti questi piatti vacanti che sono venuti quest'anno, solo tu puoi mettere un'altra moda e cosa a posto. Questa è una città in cui tu ti devi soltanto concentrare sul lavoro, al resto ce lo pianciamo noi, diciamo. Cioè, profetiamo noi, così si dice sul cagnino, no? Per esempio, che voglio dire, tu sei concentrato a fare l'allenamento, tutta la giornata che sei fortuno, grippato, tu, le tattiche, così, ti viene il bulino del cornello di stocco, non fa niente, e a fare noi la spesa per te. Pumarulete di mazzo, asce, protosino, tu la sera torni a casa, cala panaro e tu metti in marina e tu mangi già cucinata. Passerà tu e fai fatica a questi qua perché stanno da 1 anno e mezzo senza fare niente, Tony. Cioè, questi sono diventati delle molle di faracchiere. Cioè, dopo i Spalletti che li fece 4 patti, ne pigliate la pensione. Cioè, con il tuo allenamento, col fatto che fai fa capestando le spogliatoie, questi sanno a chiagnare tante lacrime a gassia. In quei momenti in cui vedono le palumelle, hanno fatto, non so, che un francese che facevano, la mattina sì. Cioè, devono rimpiangere perfino Mazzarri. Cioè, che Mazzarri facevano mezza giornata e se ne tornavano a casa di creature. Erano part-time. Un'altra cosa, poi ci andiamo e parliamo meglio, diciamo. Una sera diciamo a fare una zuppa cose, un pro di puppe, diciamo, e collochiamo. Però dai, ci dice subito, manuale di sopravvivenza con De Laurentiis. Cioè, non li fanno neanche a sé fortuna. Lui è un grande, è un pupunaro di prima categoria, è uno che scegliendo te ci ha fatto scendere la lingua a canna anche a chi voleva polemizzare e protestare, ci ha fatto ammusciare perché ha pigliato un numero 1. Però non ne fa venire. Se assegna a me, sembra una cosa così, ma che è determinante. Metta una village coppolo con blocco. Quando vira la macchina, metta Oriali, ci presenta dove va? Poi andare a trovare a Castel Fortuno, Antonio, la squadra, ragazzi. Allora, facciamoci un caffè, andiamoci a mangiare la mozzarella a Mondrao. Però non mi fa venire. Lo dico come un frate cannalo. Vabbè, poi parliamo. Però questo ti volevo dire. Mo rilassati, appena comincia il ritiro, non faccio malamente. E farla a te giocatore. Domanda a Calletto. Calletto pure netto, boh, adesso ci si può niente. Tu, però con carattere tieno tu, dallo un colpo. Vabbè, comunque, ricordati, te sei venacci, però tu sì, tu busso o a gallo banale.